Per il PD, il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro è incompatibile. La replica ai nostri microfoni. I miei colleghi della politica vadano a vedere cosa dice il contenuto del decreto 39 del 2013. Presso l'apertura a doppio senso di marcia della galleria Caltanissetta che collega Agrigento con l'autostrada Palermo-Catania è la più lunga a doppia canna della Sicilia. Primo espianto di organi e tessuti a cuore fermo eseguito per la prima volta ad Agrigento. Hanno pagato da 4 a 6.000 euro ciascuno 46 migranti ritrovati sugli scogli di Lampedusa. A Comitini Margherita La Rocca Ruvolo parla di PNRR. L'Ordine dei Medici di Agrigento affronta il rapporto di medicina ed etica con intelligenza artificiale. Al via stasera il mandorlo in fiore e i bambini del mondo visitano i piccoli di pediatria. L'8 marzo a Realmonte, musei aperti domani in memoria di Sebastiano Tusa. Acragas, eccellenza e promozione negli impegni delle squadre agrigentine. Bentrovati con l'informazione di TVA Notizie. Lo avete sentito dai titoli, in corso a Raffadali una querela perché il PD attacca il sindaco Silvio Cuffaro per una presunta incompatibilità nella carica di sindaco e di dirigente generale della regione siciliana. Noi abbiamo raggiunto Silvio Cuffaro che ai nostri microfoni ha replicato direttamente così. Dopo gli attacchi che la Sette ha riservato a Totò Cuffaro nel corso della trasmissione di Formigli, non si arresta il pressing delle opposizioni sul politico che ha fatto rinascere la DC e adesso arriva un manifesto contro il fratello Silvio, che certamente è uno dei più attivi dirigenti generali della regione, che viene accusato dal circolo PD Cesare Sessa di Raffadali di stare con un piede in due scarpe perché ricopre la doppia carica di sindaco e dirigente del Dipartimento Finanze della regione siciliana. Quindi, a dire del PD, percepisce 2 indennità, nonostante, affermano, le 2 cariche siano incompatibili. Pronta la risposta di Silvio Cuffaro. Io avevo deciso di non replicare a delle provocazioni, però incalzato da molti suoi colleghi e anche da lei, voglio fare solo 2 battute. In Italia è difficile andare dietro all'evoluzione normative, ci sono leggi che si susseguono e purtroppo tutti non hanno la capacità di seguirle e di andare dietro a quelle che sono le normative che nel tempo si susseguono e si modificano. Sarebbe opportuno che i miei colleghi politici di Raffadali vadano a vedere il decreto legislativo 39 del 2013 per farsi un quadro completo di quelle che sono le incompatibilità vigenti nel nostro ordinamento giuridico e in modo molto elementare andrebbero a vedere l'articolo 22, che questa è l'unica legge che disciplina le incompatibilità dei pubblici amministratori e dei pubblici dipendenti vigenti nel territorio nazionale, in quanto nell'articolo 22 richiama esattamente gli articoli 54 e 97 della Costituzione per dire che questa normativa prevale su tutte le altre normative regionali in contrasto con la presente. Non l'ho voluto fare perché non mi è sembrato opportuno fare queste specificazioni, però visto che mi incalzate a farle, dico non voglio fare lezioni di diritto, voglio soltanto dire che le norme vanno viste, vanno lette, vanno interpretate. Nel caso specie è una interpretazione molto elementare perché l'articolo
22 proprio recita della prevalenza di questo decreto legislativo su tutte le altre norme regionali che disciplinano la stessa materia, cioè quelle delle incompatibilità e inconferibilità. E probabilmente si avrà presto l'apertura a doppio senso di marcia della Galleria Caltanissetta. È quella che lungo la statale 640 collega Agrigento con la città nissena e anche con l'autostrada Palermo-Catania. È la più lunga a doppia canna della Sicilia. Potrebbe essere riaperta prima del previsto, ovvero il dicembre 2024, la Galleria Caltanissetta che si trova lungo la statale 640 che collega Agrigento con la città nissena e l'autostrada che conduce a Palermo. Un'opera di grande imponenza i cui lavori sono in corso da 12 anni e caratterizzata dalla realizzazione tramite l'utilizzo di potenti macchinari. Si prevede che nell'immediato e appena possa essere fruibile, qualche mese forse, si avrà la circolazione a doppio senso di marcia in quella che è la direzione che muove verso Agrigento. La galleria con i suoi 4,5 km è la più lunga a doppia canna della Sicilia ed è stata scavata con una delle più grandi tunnel boring machine mai costruite, battezzate Barbara, dal diametro record di 15,05 metri. Ogni carreggiata al suo interno avrà 2 corsie di marcia e una di emergenza. E intanto sono già pronti i lavori per il successivo varo a spinta del viadotto ad arco che permette di scavalcare l'avvallamento che si trova all'imbocco della galleria in direzione opposta. L'intera struttura dovrebbe essere consegnata nel dicembre del 2024 e sarebbe di grande aiuto a poter raggiungere più agevolmente Agrigento, capitale della cultura. Espianto di organi a cuore fermo eseguito nei giorni scorsi per la prima volta all'ospedale di Agrigento. Eseguito nei giorni scorsi per la prima volta all'ospedale di Agrigento un espianto di organi e tessuti a cuore fermo, grazie al quale sono stati prelevati fegato, reni e cornee da un paziente deceduto per arresto cardiaco. La cosiddetta Donation After Cardiac DIT ha visto il coinvolgimento di chirurghi e sanitari appartenenti ai diversi reparti dell'ospedale, un'equipe proveniente dall'Ismet di Palermo. Il mio più sentito ringraziamento, ha affermato il direttore dell'unità operativa San Giovanni di Dio, Gerlando Forica, va alla famiglia che ha dimostrato grande generosità, pur se in un momento così tragico. Ringrazio i sanitari dell'unità operative complesse di neurologia, radiologia, patologia clinica, cardiologia, emodinamica, oculistica e urologia che hanno reso possibile l'evento con il loro tempestivo impegno multidisciplinare. Una nuova donazione e conseguentemente hanno contribuito ad offrire nuove speranze ad alcuni pazienti in attesa di trapianto. Fondamentale è stato anche l'operato della coordinatrice locale, dottoressa Provenzano, il contributo della terapia intensiva e trasfusionale, il supporto della psicologa dottoressa Solambrino del Centro regionale Trapianti Sicilia che ha operato presso il nostro reparto a supporto delle famiglie dei degenti. Il prelievo si affianca alle donazioni per morte encefalica, ma a differenza di quest'ultima casistica comporta una serie di adempimenti e manovre da porre in essere rapidamente per garantire la funzionalità degli organi, tra questi la necessità di assicurare artificialmente l'irrorazione dei sangue nei tessuti e l'ossigenazione prima e dopo il prelievo. Si tratta di un grande risultato di rilievo, conclude il dottore Fiorica. Sbarco di migranti. La notte scorsa a Lampedusa, al largo dell'isola delle Pelagie, i militari della Capitaneria di Porto hanno rintracciato un barcone di 11 metri e trasbordato 138 persone che vi erano a bordo. Nel gruppo, composto da bengalesi, egiziani, pakistani, siriani e palestinesi, c'erano anche 21 donne e 17 minorenni. La carretta, salpata da Sabratha in Libia, è stata lasciata alla deriva.
Intanto ieri altri arrivi hanno pagato da 4.000 a 6.000 euro ciascuno per approdare a Lampedusa, 46 migranti rintracciati sugli scogli di ponente di Lampedusa. Cifre queste che danno l'idea del grosso business che approfitta della loro disperazione. Con il mare calmo e il bel tempo torna a salire il numero dei migranti in cerca di una vita migliore che salpa dalle coste magrebine per raggiungere l'Italia approdando a Lampedusa, e proprio sulla più grande delle Pelagie sono stati rintracciati 46 migranti da poco giunti sugli scogli di ponente dopo aver pagato per la traversata da 4.000 a 6.000 euro ciascuno. La Guardia Costiera ha anche recuperato il cadavere di un uomo. L'imbarcazione di legno di 10 metri sulla quale viaggiavano è salpata da Zuwara in Libia nella serata di mercoledì. Il gruppo di superstiti è composto da pakistani ed egiziani. Dopo un primo triage sanitario sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove dopo il trasferimento disposto dalla prefettura di Agrigento erano rimasti 15 ospiti. Le cifre pagate danno l'idea del grande business economico che si gioca sulla pelle dei migranti e che non riesce neanche ad assicurare agli stessi di giungere qui in vita. Una speculazione vergognosa con basisti senza scrupoli che approfittano della disperazione di quanti hanno avuto solo la sventura di nascere in quei luoghi. Presto sarà attivo il nuovo hotspot di Porto Empedocle, che offrirà un passaggio veloce finalizzato al controllo sanitario e la identificazione dei migranti, che verranno immediatamente dopo trasferiti nei centri di accoglienza a cui saranno destinati. Il Tribunale amministrativo regionale di Palermo ha emesso una ordinanza di sospensione delle misure interdittive antimafia adottate nel luglio 2023 a favore di imprenditori favaresi che avevano avuto come effetto la revoca dei provvedimenti della prefettura di Agrigento per l'annullamento delle agevolazioni finanziarie agli imprenditori concesse da Mediocredito Centrale e Banca del Mezzogiorno SPA. Gli avvocati difensori, in testa all'avvocato Rubino, hanno sostenuto che la prefettura di Agrigento ha basato i provvedimenti interdittivi su un presunto coinvolgimento mafioso degli imprenditori, nonostante fossero stati completamente assolti da accuse simili dal Tribunale Penale di Palermo. Inoltre hanno anche contestato l'assenza di prove a supporto. E soddisfazione del presidente Schifani per il lavoro svolto nel 2023 dalla Centrale Unica di Committenza. Sentiamo. Nel 2023 la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana ha concluso ben 19 procedimenti di gara, immettendo sul mercato siciliano servizi e affidamenti per un valore di oltre 2 miliardi di euro, il 65% in più rispetto al 2022, lo dichiara il presidente della Regione Renato Schifani, che sottolinea come si sia registrato da un lato il raddoppio delle gare rispetto ai precedenti risultati, dall'altro l'immissione nel sistema economico di oltre 2 miliardi di euro. Ci siamo concentrati sul riordino della Centrale Unica di Committenza, pur facendo i conti con le storiche carenze della struttura, aggiunge l'assessore all'economia, con l'obiettivo di valorizzarla e darle maggiore efficienza. Registriamo in questo senso i primi segnali positivi circa l'adozione di buone prassi e il conseguimento di notevoli risparmi. Le 19 gare concluse nel 2023 segnano di fatto il raddoppio della mole di lavoro evasa dalla CUC nel 2020, quando le gare furono 11 per un valore totale di 970 milioni di euro.
Al via la procedura di assunzione di 992 lavoratori del bacino ex PIP Emergenza Palermo. Il provvedimento è l'atto finale di un percorso sostenuto dalla Regione siciliana che si è sbloccato nello scorso mese di luglio. L'assunzione riguarderà 502 soggetti di categoria A e 490 di categoria B che sono stati individuati a seguito di una selezione effettuata dai competenti servizi per l'impiego della Regione. E si insedierà lunedì 11 marzo 2024 alle ore 11 presso il commissariato di Sciacca il nuovo dirigente dottore Cesare Castelli. A tale scopo si terrà una conferenza stampa nei locali dello stesso commissariato. La sfida del PNRR per modernizzare l'assistenza territoriale in Sicilia è stato il tema di un convegno tenutosi a Comitini, al quale è intervenuta anche l'onorevole Margherita La Rocca Rugolo. Ascoltiamola. Il lavoro fatto nella precedente Commissione Salute e col precedente governo è stato quello di redigere la rete territoriale e mettere a applicare in qualche maniera quello che è il DM77. È ovvio che oggi la sfida maggiore qual è? Portare avanti i lavori, completarli e poi dare contenuto a quello che questa rete prevede, quindi gli ospedali di comunità, le case di comunità e le COT devono poter funzionare per offrire ai cittadini quel miglior servizio sanitario, quella risposta di salute tanto attesa, decongestionando possibilmente gli ospedali, perché questo è l'obiettivo finale. È ovvio che c'è da fare tanto lavoro, ci sono delle scadenze e io credo che la Sicilia si farà trovare pronta e attenta a tutto questo, ma è un lavoro che richiede veramente tanto e soprattutto sarà il poi, cioè a dire gli ospedali di comunità come le case di comunità saranno rette soprattutto da infermieri, OS, il medico ci sarà per 5 ore al giorno, quindi è diciamo così una modalità nuova di assistenza sanitaria. E adesso una notizia di cronaca: colpi di pistola sono stati esplosi all'indirizzo di un'auto di proprietà di una sessantenne di Porto Empedocle. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi nella zona Grandi Lavori e sembrerebbe un avvertimento. Indagini sono in corso che probabilmente potrebbero giovarsi dell'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, anche se dai primi interrogatori stranamente, nonostante i colpi di pistola, pare nessuno nel circondario avesse sentito nulla di quanto avvenuto. Intelligenza artificiale e aspetti medici ed etici è il tema di un convegno promosso dall'Ordine dei Medici di Agrigento e ospitato all'interno della Biblioteca Lucchesiana retta da Don Angelo Chillura. Nella sala monumentale della Biblioteca Lucchesiana si è svolto stamani il convegno sul tema intelligenza artificiale, aspetti medici ed etici, promosso dalla Biblioteca Lucchesiana, diretta da Don Angelo Chillura, dall'Ordine dei Medici di Agrigento, presieduto dal dottore Santo Pitruzzella e patrocinato dal Parco Archeologico. L'evento è stato moderato da Chiara Ippolito, giornalista dell'ufficio stampa della Conferenza Episcopale Siciliana, presenza l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, il direttore della Biblioteca Lucchesiana Don Angelo Collura, il presidente Santo Pitruzzella, il direttore del Parco Archeologico, il sindaco Miccichè, che hanno relazionato sul tema. L'intelligenza artificiale è la mostra sui testi di medicina della Biblioteca Lucchesiana, un convegno che mette insieme il passato e il presente. Il Lucchesipalle vuole donare al popolo agrigentino questa raccolta preziosissima che comprende opere di filosofia, di teologia, di storia, diritto canonico e fra queste c'è una numerosa presenza, una corposa collezione di testi di medicina. Allora questo evento, organizzato dall'Ordine dei Medici, dalla Diocesi di Agrigento, dalla Biblioteca Lucchesiana, ha questa finalità. Ecco,
valorizzare il passato, valorizzare i volumi, i testi, le opere prodotte nel passato riguardanti la medicina, ma allo stesso tempo avere uno sguardo rivolto alle problematiche di oggi. E l'intelligenza artificiale è una novità che riguarderà il mondo dell'economia, della politica, riguarda il mondo della medicina. Il professore Pizzichini, che insegna teologia morale all'Accademia Alfonsiana, è uno degli esperti in campo nazionale, ci presenterà gli aspetti medici ed etici della intelligenza artificiale. Oggi è, a mio parere, un giorno estremamente significativo perché si apre una mostra di libri antichi di medicina del 400, 500, 600 e 700 che hanno costituito lo scibile per secoli e che una persona illuminata come Andrea Lucchesi Palli proprio aveva realizzato quasi un'utopia dentro la città di Agrigento per creare questa biblioteca che racchiudeva lo scibile umano del tempo. Oggi noi, con un lavoro che abbiamo fatto e che necessita sicuramente di ulteriori approfondimenti, apriamo questa mostra con i contenuti dei concetti medici che sono perennemente attuali. Oggi siamo in questa splendida biblioteca lucchesiana per parlare di un tema molto importante, l'intelligenza artificiale, ma anche per fare una disamina di tutti i testi di medicina che ci sono in questa biblioteca. E devo ringraziare chi non c'è più, Antonio Patti, il mio collega, che qualche anno fa mi ha proposto questo incontro qui alla biblioteca e abbiamo cominciato ad organizzarlo. Purtroppo l'anno scorso lui è andato via, quindi noi abbiamo voluto a tutti i costi, anche in sua memoria, fare questo incontro. Questo argomento, questo tema ci coglie di sorpresa in maniera globale e ci porta a una trasformazione dell'intelligenza artificiale. C'è l'uomo che va verso la macchina e la macchina che va verso l'uomo. È un argomento certamente importante e attualissimo, ma che si lega alla storia di questa biblioteca che io conosco molto bene e che diciamo ho sempre definito il mio luogo del cuore. Oggi attraverso questo immenso patrimonio di Andrea Lucchesi Palli, che volle dare alla comunità agrigentina tutta, andremo alla scoperta di una porzione di quel patrimonio che riguarda la sezione di carattere scientifico e soprattutto le edizioni e quindi anche gli esemplari antichi che riguardano i testi di medicina, che sono numerosissimi, di cui parleremo grazie a questo interessante convegno che l'istituzione in collaborazione con l'Ordine dei Medici della provincia di Agrigento ha organizzato e che potremo ammirare anche attraverso la mostra bibliografica e l'esposizione che sarà tra l'altro anche a disposizione della collettività fino al 9 maggio. Grande attesa in città per l'avvio del 76esimo Mandorlo in Fiore, che questa sera vedrà il primo appuntamento con il concerto di musica etnica degli Agricantus, Barbara Troia che canterà Rosa Balistreri e Malarazza, 100% Terrone, Sud che suona. Lo spettacolo si terrà al Pirandello di Agrigento. Altra proposta, il mercatino artigianale ospitato dal 9 al 17 marzo a Villa Bonfiglio. Intanto stamattina il gruppo dei bambini del mondo della Costa Rica ha visitato il reparto di pediatria del San Giovanni di Dio.
Inizia proprio dal reparto di pediatria il 21° Festival internazionale dei bambini del mondo. Anche quest'anno si rinnova, diciamo, la collaborazione tra il reparto di pediatria e gli organizzatori del Festival internazionale dei bambini del mondo, che proprio dalla pediatria di Agrigento inizieranno la settimana di collaborazione e quindi di festival internazionale. L'attesa dei bambini del reparto è notevole, già sono tutti pronti a ricevere i bambini del Costa Rica e come ogni anno sicuramente si prova una grande emozione a ricevere questi bambini che vengono dall'altra parte del mondo. Un momento di emozione, un momento di gioia, un momento di solidarietà, un momento di pace. E proprio di pace ne abbiamo bisogno quest'anno, anche perché vedendo ogni giorno le TV nazionali si apprende quello che sta succedendo in varie parti del mondo. Quindi è una manifestazione di affetto che il mondo riceve anche dal Festival internazionale dei bambini del mondo. Ringrazio sempre gli organizzatori, ringrazio la direzione strategica che ci dà la possibilità di permettere questo scambio culturale di amicizia, di collaborazione, che sicuramente fa felice i bambini, sia quelli che vengono dal Costa Rica, ma fa felice anche i miei bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Abbiamo ben 9 gruppi quest'anno, abbiamo appunto il Costa Rica, il Kirghizistan, la Bulgaria, la Lituania, la Macedonia, la Serbia e poi ancora la Lituania e la Polonia. Quest'anno avete il patrocinio dell'Unicef. Sì, abbiamo rinnovato sia il patrocinio dell'Unicef e poi l'alto patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Un festival che cresce sempre di più, siamo arrivati già al 21° anno e siamo veramente ben felici. Spedizione punitiva a Bagheria nel Palermitano. La vittima uno studente del liceo scientifico Giuseppe D'Alessandro. Ancora da accertare il movente del pestaggio e gli autori del violento gesto. L'episodio sarebbe avvenuto all'inizio della scorsa settimana. A scatenare la violenza il post sui social di un selfie del ragazzino di appena 14 anni con la fidanzatina di uno dei bulli che per gelosia avrebbe così organizzato l'agguato. Dopo l'uscita dei ragazzi dalle classi della succursale di via Giuseppe Lobue, alcuni giovani non ancora identificati avrebbero atteso il liceale intimandogli di seguirli nei pressi di un vicino distributore di carburante. Qui il branco lo avrebbe pestato a sangue. Il ragazzino è stato poi soccorso e trasferito in ospedale, dove è stato medicato dai sanitari. A far risalire il probabile movente del raid punitivo al post social del selfie sarebbero state alcune testimonianze di altri ragazzini, ma tutta la vicenda dovrà essere riscontrata. La vicenda è stata denunciata e le indagini sono affidate alla polizia, che sta visionando le immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona per risalire agli autori del raid. Il ragazzino nel frattempo è già tornato a scuola giovedì scorso dopo essere rimasto assente 3 giorni. Della vicenda è stata informata la preside e il corpo docente. L'istituto infatti è impegnato nella lotta a bullismo e cyberbullismo e sono tante le iniziative portate avanti a dimostrazione della sensibilità alla materia. Ora l'istituto si trova a fronteggiare un episodio a metà fra gelosia morbosa e bullismo consumato fuori dalle mura scolastiche, ma che comunque allarma la comunità. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Ancora Eco, l'8 marzo celebratosi ieri, noi vi riportiamo quanto accaduto a Realmonte, che proprio per la giornata internazionale della donna ha organizzato una mostra di pittura e un incontro sul tema. Vediamo. 8 marzo oggi si festeggia a Realmonte con 2 iniziative, una
inaugurazione di una mostra d'arte, l'altra un dibattito qui alla biblioteca. Sindaco, un momento importante considerando la festa che c'è oggi. Sì, Realmonte c'è sempre, e c'è perché dove c'è ricordo, dove c'è memoria, c'è anche futuro, e quindi una comunità che dice di volere crescere, di stare crescendo in un percorso che è quello di bellezza, dove la bellezza è intesa come valori, le virtù, la scienza, la ricerca, la cultura in generale, ecco che queste giornate diventano un modo, ecco, per trasferire anche alle nuove generazioni, ai ragazzi che sono il nostro futuro, quello che è, ma soprattutto quello che è stato, in modo che non si ripetano più alcune azioni o fatti del passato che possono tornare e che quindi bisogna ricordare per evitare. La festa delle donne cade in un momento storico molto particolare, dove il mondo vive dei conflitti, dove vive dei disagi, dove ancora le donne sono relegate al ruolo di spettatrici passive. In tante parti del mondo le donne vengono linciate ancora oggi in nome di una religione, o per una fede, o per un credo, o per una visione politica, o per la libertà, per un'idea. Quindi in questo contesto storico bisogna essere presenti, dire io ci sono, e fare tutti insieme il futuro. Quindi dicevo, e ho aperto dicendo questo, appunto, Realmonte c'è, 8 marzo 2024, da una donna auguri a tutte le donne, insieme faremo il futuro. Ringrazio fin da ora il sindaco di Realmonte, l'avvocato Sabrina Lattuca, che crede nella promozione culturale come crescita umana e sociale. E oggi, 8 marzo, giornata in cui ricordiamo la donna in una visione di parità di genere. Anche l'Agenda 2030 ci ricorda di ritornare sul valore della donna e il senso di essere genere donna. Sarà un momento importante in cui avremo illustri ospiti, anche in collegamento. Vorrei ricordare le associazioni e le realtà che vivranno con noi, vivranno con il comune di Realmonte questo momento. Avremo la FIDAPA, sezione di Porto Empedocle Realmonte, il CIF, sezione di Realmonte, avremo la coordinatrice dell'associazione BUC di Agrigento, avremo l'esponente dell'associazione culturale Teatro al Verso, avremo Tierra, Teco e Tabacco, altra associazione culturale TTT sempre di Agrigento, e infine avremo anche in collegamento una scrittrice, Francesca Maccari, il quale, oltre a parlarci del suo ultimo capolavoro Le donne dell'acqua santa, esprimerà il concetto di donna nella società contemporanea. Ringrazio i presenti, ringrazio ancora una volta il sindaco di Realmonte. È un percorso quindi che continua. Oggi, nell'occasione dell'8 marzo, 2 momenti importanti, tra cui l'inaugurazione di questa mostra alla Torre dell'Orologio che lei ha curato personalmente. Buonasera, sì, è una mostra tutta al femminile, fatta da 12 artiste, ognuno ha rappresentato liberamente dei temi, con tecniche particolari e una creatività che alla fine le rende uniche e vicine fra di loro. Siamo molto soddisfatti perché sta partecipando tantissima gente e soprattutto tante artiste sconosciute che magari qualcuno appunto non conosceva e che adesso sono qua con noi, e sicuramente si ripeterà questa bellissima occasione, non solo nell'occasione della festività della donna, ma anche in altre occasioni che sicuramente ci saranno.
Ricordato a 5 anni dalla sua scomparsa Sebastiano Tusa, l'archeologo e assessore ai beni culturali, ricordiamo morto durante un incidente aereo avvenuto in Etiopia. E domani, 10 marzo, in sua memoria tutti i luoghi della cultura saranno aperti gratuitamente. Vediamo. Le iniziative programmate per domani includono visite guidate, conferenze, mostre e attività dedicate alla promozione della cultura e della storia, valori ai quali Sebastiano Tusa ha dedicato l'intera vita e tutta la sua professione. Per conoscere le iniziative e i siti che aderiscono è possibile consultare la sezione eventi del portale regionale Sicilia Archeologica, parchiarcheologici.regione.sicilia.it oppure le pagine web delle singole istituzioni culturali. Tra gli eventi più rappresentativi, ad Agrigento, al Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, alle 19 è prevista una visita didattica a cura degli archeologi di Coop Culture. Alle 20, in Sala Cavallari, il concerto Prima dei Greci con composizioni originali del pianista Roberto Macri. Necessaria la prenotazione. Nella Valle dei Templi, alle 10 e alle 11:15, sono previste visite didattiche ai percorsi sotterranei e alle catacombe dei primi cristiani. Alle 12:15, all'Agora del Giardino Sensoriale, in programma Itinerari Siciliani, concerto di Eleonora Tabì, voce, e Mauro Cottone, violoncello, su musiche originali e di autori siciliani. Al Parco Archeologico di Gela, dalle 9 alle 17, ingresso gratuito al sito di Molinavento e stessa iniziativa dalle 9 alle 14 nel complesso minerario di Trabbiata-Allarita. Al Parco Archeologico di Tindari, dalle 9 alle 15, l'iniziativa alla scoperta dei siti archeologici di Tindari e di Pattimarina. Proporranno visite guidate con personale specializzato. Il Parco Archeologico Naxos di Taormina organizza all'interno del museo l'incontro Il Castello di Schisò, da Roccaforte a museo, 1000 storie da scoprire, per illustrare i lavori di recupero e restauro della fortezza che diventerà il futuro polo museale di Giardini Naxos. Inizio previsto per le 17. A Palermo il Museo Archeologico Salinas e quello d'arte contemporanea Riso avvieranno un dialogo comune a partire dalle rispettive collezioni. Il Centro regionale per la progettazione del restauro di Palermo dalle 9 alle 13 aprirà le porte della propria sede di Palazzo Montalbo per una visita guidata alla biblioteca e ai laboratori di diagnostica e restauro. A Monreale dalle 11 alle 12 una visita tematica al Chiostro dei Benedettini. A Trapani il Museo regionale Agostino Pepoli ospiterà alle 10:30 l'evento Venus Ericina, con la presentazione ed esposizione della moneta raffigurante il Tempio di Venere, a cura di Paolo Barrese. A Selinunte visite guidate tematiche alle 11:45 e alle 12. Anche al Parco Archeologico di Segesta previste visite guidate. Alle 11 un percorso tematico che si snoderà attraverso il teatro, l'Agora, il Tempio Dorico e la zona della Moschea. Al Parco Archeologico di Libeo di Marsala l'iniziativa alla scoperta dei tesori. Proporrà dalle 10:30 alle 12:30 visite guidate per conoscere il patrimonio meno conosciuto custodito nei ricchi depositi del museo. Siamo allo sport con la consueta panoramica sportiva che ci fa Carmelo Lentini, nel corso della quale avremo notizie dell'Acragas, dei campionati di eccellenza e di promozione. Le novità di questo fine settimana. La notizia era attesa da qualche giorno, adesso c'è stata anche l'ufficialità e ciò avviene dopo tantissimi anni di studio tecnico e formule adatte per l'affidamento a tempo dello stadio Esseneto. È l'argomento del giorno. Si tratta comunque di un primo passo importante che segna l'inizio di un percorso per l'affidamento e la gestione delle diverse strutture sportive del territorio agrigentino, quindi si parla a largo raggio, e che lo stesso ente comunale con grande difficoltà avrebbe potuto gestire con grande aggravio di spese e risorse economiche. Si parte dunque con l'affidamento di 5 anni, opzione rinnovabile per altri 2 per un totale di 15 anni, che dovrebbe soddisfare i diretti interessati al bando di gara, le cui domande di partecipazione dovranno essere depositate entro l'8 aprile del 2024.
con relativa gara di appalto che verrebbe espletata l'11 aprile sempre di quest'anno. Adesso spazio alle federazioni sportive, enti, associazioni sportive e società che secondo alcuni criteri essenziali relativi a coefficienti avranno assegnato un punteggio nell'ambito dello sport. L'affidamento avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Il canone annuo di concessione è di 18.000 euro. Comunque, diciamolo chiaramente, e ci sono state anche delle dichiarazioni, all'attuale società dell'Agragas questa soluzione non piace e probabilmente rinuncerà al bando. Ma secondo alcune indiscrezioni di corridoio ce ne saranno altri che sono interessati a questo progetto. Come andrà a finire? È ciò che si chiede il tifo biancazzurro, che intanto non vede l'ora che termini positivamente l'attuale stagione. Ritornando alla partita di questa domenica contro il Locri, sarà Marco Aurisano di Campobasso l'arbitro della partita, il quale si avvarrà dell'assistenza di Francesco Pirola di Abbiategrasso e Roberto Maroni di Fermo. La terna è arbitrale di domenica prossima all'Esseneto, che dirigerà questo match Agragas Locri a partire dalle ore 15. Ci sono anche da giocare altre partite in questa 11ª giornata di ritorno. Si tratta di Gioiese San Luca, Trapani Reggio Calabria, Vibonese San Cataldese, Castrovillari Igea, Licata Siracusa, Ragusa Aciriale, Reale Casalnuovo Canicattì. Riposeranno invece Portici e Sant'Agata. In sala stampa mister Marco Coppa presenta l'importante sfida salvezza di domani in casa contro il Locri, gara da vincere ad ogni costo. Sì, anche perché cerchiamo di dirci la verità, ce la siamo detta dentro lo spogliatoio, la diciamo anche qui ai microfoni, domani per noi è la finale, significa che domani ottenendo la vittoria sappiamo tutti benissimo, senza nasconderci assolutamente dietro ad un dito, che domani al 99% abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo, per cui domani noi dobbiamo soltanto pensare a questa cosa come un'ossessione da dover raggiungere a tutti i costi, e sarà così. Archiviata la sconfitta contro il Canicattì, come l'avete preparata questa partitissima contro il Locri che vale un'intera stagione? No, noi siamo talmente diventati maturi che prepariamo ormai le partite, le settimane sempre alla stessa maniera, sempre con la stessa intensità e con grande concentrazione. Noi a questo punto del campionato guardiamo poco all'avversario, ma guardiamo tanto a noi e ripeto, la maturità sta proprio in questo, nel senso che noi badiamo ad allenarci bene, ma lo facciamo per crescere noi. Parliamo dell'avversario, il Locri, che avversario è, cosa ti aspetti all'Esseneto? Io il Locri so avendoli incontrati all'andata, sappiamo che è un avversario tosto, un avversario con personalità, un avversario con gente che ha tanta grinta dentro, però come ho detto domenica scorsa, come l'ho detto 2 domeniche fa, a noi non può interessare più chi siano gli avversari, come si chiamano, quale sia il valore degli avversari. Noi guardiamo al valore dei nostri giocatori, al valore delle nostre prestazioni e alla grinta invece che dobbiamo mettere a noi e sappiamo mettere a noi. In difesa perdi per 2 giornate a Rechichi, squalificato dopo il fallo di reazione contro il Canicattì, tra l'altro Rechichi richiamato, rimproverato dalla dirigenza. Io devo dire giustamente, perché Angelo sa che domenica non ci ha fatto assolutamente un regalo, ma al contrario, perché nonostante la sua espulsione siamo addirittura passati in vantaggio, però poi giocare quasi 35 minuti in inferiorità numerica è difficile, poi tenere il baricentro molto alto, e per cui poi soltanto su calci piazzati abbiamo perso la partita. Non sono d'accordo però sicuramente su alcuni commenti, su alcune valutazioni nei riguardi del ragazzo a titolo personale, perché credo che questi ragazzi, Angelo nello specifico è un 2002, ma la maggior parte dei nostri giocatori sono 2002, 2001, 2000,
Non sono under, ma non lo sono praticamente per pochissimo, e per tutto l'anno hanno sfornato delle grandi prestazioni, hanno tirato la carretta, hanno fatto quasi l'intero campionato con me da titolare, per cui grande merito di quello che abbiamo fatto è anche merito loro. Io non sto giustificando il gesto di Angelo, però non è neanche giusto dare addosso ad un ragazzo. Oggi è capitato a Richichi, domani potrebbe capitare, anzi speriamo che non capiti mai più, ma poteva capitare sicuramente a qualcun altro. Spero e mi auguro sempre che sia la misura e l'equilibrio a vincere. Un ultimo passaggio sul pubblico, sui tifosi che domani potrebbero fare la differenza, spingere l'Akragas alla vittoria. No, io lo sostengo da sempre, dico l'Akragas quando ha i tifosi in curva e in tribuna, l'Akragas va 2 volte più veloce, le gambe dei ragazzi vanno più veloci e non è una stupidaggine, ma davvero è una reazione mentale, è quasi fisiologico, quindi speriamo che domani i tifosi ci possano supportare, ci possano aiutare a raggiungere quasi definitivamente il nostro obiettivo. Nel torneo d'eccellenza Girone A si gioca la 25esima giornata. Fischio d'inizio alle ore 15. Pro Favara è impegnato Mazzara contro l'attuale fanalino di coda e sulla carta dovrebbero arrivare i 3 punti in palio. La capolista Nissa, lontana ben 7 punti, invece anticipa questo sabato la trasferta insidiosa sul campo del Castellammare, mentre l'altra agrigentina, vale a dire lo Sciacca, si reca sempre questo sabato ad Aspra in una sfida che si preannuncia scoppiettante. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione Girone A, l'Empedoclina gioca ad Alcamo, disco rosso sicuramente, il Casteltermine ospita un'alta classifica, vuol dire San Giorgio Piano, è una gara che promette scintille. Il Camarat dovrebbe avere vita facile con la Giardinellese, mentre il Gemini se la vedrà fuori casa sul campo del Lo Monaco di Partanna Montello contro la locale Parmonval. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito e rinnoviamo a tutti l'appuntamento con la nostra informazione che ritorna lunedì alle ore 14 e che sia per tutti un rilassante e buon weekend.